Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sant'Ignazio di Loyola, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dopo aver visto l'introduzione agli esercizi spirituali, dove Sant'Ignazio, nel paragrafo 1 degli esercizi, ci spiega qual è l'essenza, che cosa sono gli esercizi. Lui ci dice, prima notazione, con il termine esercizi spirituali si intende ogni forma di esame di coscienza, di meditazione, di contemplazione, di preghiera vocale e mentale e di altre attività spirituali, come si dirà più avanti. Infatti, come il passeggiare, il camminare e il correre sono esercizi corporali, così si chiamano esercizi spirituali i diversi modi di preparare e di disporre l'anima a liberarsi da tutte le affezioni disordinate e dopo averle eliminate a cercare e trovare la volontà di Dio nell'organizzazione della propria vita in ordine alla salvezza dell'anima. Quindi Sant'Ignazio ci propone in questi esercizi spirituali un esaminarsi, oltre a meditare, oltre a contemplare, perché lui dice esaminare la propria vita, per trovare che cosa? Per trovare tutto quello che sia in disordine, tutte quelle cose nelle quali noi ancora non abbiamo messo a Dio al primo posto. E queste cose possono essere tante cose che si trovano disordinate nella nostra vita, tante cose che magari possono occupare il posto di Dio. Magari in questo tempo internet potrebbe essere qualcosa che sta occupando il posto di Dio quando non lo occupiamo come si deve. E quindi io devo esaminarmi, però per esaminarmi, capire quali sono le cose che devo mettere a posto nella mia vita, Sant'Ignazio ci presenta nel paragrafo 23 degli esercizi quello che lui chiama il principio e fondamento, per aiutarci a capire in base a che cosa io devo mettere le cose a posto. Cioè, come faccio io per mettere le cose a posto nella mia vita? Qual è il parametro che devo seguire nella mia vita per mettere le cose a posto? Lui dice in questo numero, l'uomo, come potete leggere, è creato per lodare, riverire e servire Dio nostro Signore e così raggiungere la salvezza. Le altre cose di questo mondo sono create per l'uomo e per aiutarlo a conseguire il fine per cui è creato. Da questo segue che l'uomo deve servirsene tanto quanto l'aiutino per il suo bene e deve allontanarsene tanto quanto gli sono di ostacoli. Quindi qui Sant'Ignazio ci dà il primo parametro, cioè la prima guida da seguire. L'uomo è creato per lodare, riverire e servire Dio nostro Signore. Quindi per capire le cose, se si trovano disordinate nella mia vita, devo prima capire se Dio si trova al primo posto nella mia vita, in tutte le circostanze della mia vita. Se Dio si trova al primo posto nella mia famiglia, se Dio si trova al primo posto nel mio lavoro, se Dio si trova al primo posto nelle relazioni che ho con le altre persone. E perciò che Sant'Ignazio dice dobbiamo esaminarci, no? E quindi ci dà questo primo aiuto, no? E l'uomo è creato per lodare, riverire e servire Dio nostro Signore e così raggiungere la salvezza. Se noi cominciamo a guardare in modo anche pausato, no, queste parole, Sant'Ignazio ci dice che l'uomo è creato, non sta dicendo l'uomo fu creato, come dicendo bene, Dio ti ha creato, adesso ti lascia a te, Dio ti ha dimenticato e adesso ognuno fa quello che può. No, Dio ti ha creato vuol dire che
Dio ti continua a creare ancora adesso. È perciò che noi dobbiamo capire che se l'uomo è stato creato da Dio, vuol dire che l'uomo già ha ricevuto qualcosa grandioso, è qualcosa di gratuito da Dio. Perciò che si segue il fatto di dover riverirlo, fare riverenza, servirlo e così raggiungere la salvezza. Quindi è creato, cioè ogni battito del nostro cuore ci sta dicendo che noi dipendiamo completamente di Dio. E questa è la prima verità che noi dobbiamo tenere ben presente. Noi dipendiamo completamente di Dio. Non conta quell'espressione che dice io con la mia vita faccio quello che voglio. Già hai detto una frase sbagliata, con la mia vita. Noi non abbiamo la capacità di darci la vita ad ogni istante. È un dono di Dio. Ed è un dono che lo dobbiamo rispettare. È un dono che non lo dobbiamo sprecare. E quindi è qualcosa che io ricevo del Signore. Ed è perciò che io devo mettere al primo posto al Signore in tutte le cose. Perché? Perché da Lui ricevo la cosa più importante che ho, che è la vita. E grazie alla vita io posso scegliere, ho una volontà. Però prima ho la vita. Perciò diceva un scrittore inglese, Chesterton, che chi ha visto il mondo intero, chi pende, no? Questo mondo che pende da un filo molto sottile dalle mani del Signore, ha visto la realtà del mondo. Il mondo pende, come la nostra vita pende, da un filo sottilissimo che lo tiene il Signore. E il Signore ci tiene così, dandoci la vita. E per la sua misericordia che Lui ci dà questo. Nonostante noi lo offendiamo, nonostante noi pecchiamo contro Lui non fa così. Lui ci offre questa possibilità. E quindi questa realtà ci indica che la prima cosa, noi di fronte al Signore siamo nulla. E questo se lo diceva Gesù a Santa Caterina di Siena. Tu sei nulla. Invece il Signore nell'Antico Testamento può dire tutto il contrario, no? Quando Mosè gli chiese chi sei tu a Dio, Dio le dice io sono quello che sono, io sono tutto. Ma noi uomini siamo nulla. Non per umiliarci, non stiamo facendo questo per umiliarci, stiamo facendo semplicemente per essere oggettivi e capire cosa realmente siamo noi di fronte a Dio. Noi che tante volte crediamo di essere quasi onnipotenti, ma cosa siamo di fronte a Dio? Nulla. Ci rendiamo conto che la nostra vita passa come un soffio e che non abbiamo tutta questa onnipotenza che ci fanno credere tante volte i mezzi di comunicazione o le grandi potenze del mondo. Siamo nulla. Pensate semplicemente che cosa siamo di fronte alla morte. Nulla. Però per capire questo nulla che noi siamo, ci dobbiamo mettere in confronto di Dio. Dio è tutto e quindi io sono nulla. Ed è perciò che cominciamo a tirare fuori delle conclusioni. Se Dio è tutto e io sono nulla, io lo devo servire, riverire e lodare, come dice Sant'Ignazio. E andiamo più in profondità, no? Qual è il motivo per il quale Dio ci ha creato? Perché se uno si mette a pensare, va bene, abbiamo ricevuto un dono grandissimo di Dio, che è la creazione. Però se noi ci domandiamo, qual è il motivo per il quale Dio ci ha creato? Forse Dio ha avuto qualche vantaggio di questa creazione? Se uno legge le mitologie delle antichità, tutti i paesi che erano
intorno a Israele o anche le culture orientali più antiche, quando parlano della creazione, quasi tutti coincidono in questa idea. Le divinità erano stanche, creano l'uomo per farsi servire dall'uomo. Creano l'uomo per un vantaggio personale. Invece la narrazione della Genesi, Dio in nessun momento si serve dell'uomo. Dio è come un padre che sta lavorando per l'uomo, ma ha nessun vantaggio. La nostra creazione non porta nessun vantaggio a Dio. Anzi, noi l'abbiamo portato a Dio alle volte dei bei dolori di testa. Abbiamo commesso il peccato originale, abbiamo ammazzato il suo figlio e quindi noi l'abbiamo portato dei problemi al Signore. Forse non sarebbe stato più facile per Lui non aver creato l'uomo? Qual è il motivo allora della creazione dell'uomo? È semplicemente la bontà di Dio, l'amore di Dio. E questo è un principio che si applica a qualsiasi tipo di amore. L'amore tende sempre a espandersi, a comunicarsi. E quindi questo allora è il motivo della creazione, è un atto di puro amore di Dio. E quindi noi ci dobbiamo domandare quale deve essere allora la nostra reazione, quale deve essere anche il nostro comportamento di fronte a questo essere stato creato per amore dal Signore, no? La nostra reazione, il nostro comportamento deve essere prima di tutto, una grande umiltà. Riconoscere che Dio è creatore e che io sono creatura. E scusate che insista tanto su questo punto, però se noi non capiamo questo, o forse lo capiamo però non lo accettiamo del tutto, gli esercizi spirituali non verranno bene. Perché se uno si mette a pensare, tutti i problemi della umanità, i problemi attuali, il fondamento di tutti i problemi è sempre lo stesso. È l'uomo che non vuole riconoscere la sua condizione di creatura. E non vuol riconoscere Dio come creatore. E quindi cosa succede? L'uomo si mette a giocare o si mette nei panni di Dio, si mette a giocare a essere Dio, a decidere chi deve vivere, chi deve morire, a manipolare anche la legge della natura, cambiando tutto, mischiando tutto. E questo fa un grandissimo male. Fa un grandissimo male alla natura, all'uomo si fa un grandissimo male a se stesso. Semplicemente perché non rispetta il posto che Dio le ha dato. Lui è creato, non è il creatore. E allo stesso modo succede e capita anche nella nostra vita spirituale, no? Quando uno vuole essere quello che dispone o quello che comanda nella propria vita spirituale, senza lasciare spazio a Dio. Tante volte noi come San Pietro vogliamo metterci a insegnare a Gesù, a essere dei maestri, a fare dei maestri a Gesù. Quando Gesù disse ai discepoli che il figlio dell'uomo doveva patire, doveva soffrire, San Pietro subito: Signore, questo non ti accadrà mai. E forse sentiamo una delle espressioni più dure del Signore nel Vangelo: allontanati da me, Satana. E la parola che usa Gesù, almeno quella che appare nel greco, è: Pietro, vai dietro di me. Tu sei il discepolo, io sono il maestro. Vedete che anche nella vita spirituale tante volte noi gli uomini ci vogliamo mettere al posto di Dio e dire cosa ci fa bene e che cosa ci fa male. O le diciamo a Dio: questa croce sì, questa no, questo sì permette, questo non permetterlo perché non lo accetterò. Noi dobbiamo andare dietro, lo dice Gesù. Chi vuol venire dietro, non davanti, dietro a me, prenda la sua croce e mi segua. Perciò che uno insiste tanto su questo fatto: devo riconoscere questo fatto che sono creatura. E devo riconoscere che sono creatura
Non perché il Signore mi vuole, ripeto, mi vuole umiliare, mi vuole... È semplicemente perché devo accettare la realtà delle cose per cominciare realmente un cammino di spiritualità, accettando chi è Dio e chi sono io. In quel modo posso iniziare un percorso spirituale, però devo accettare questo principio. Quindi per il fatto che sono creato per amore e che in me deve anche sorgere questo spirito di ringraziamento, di umiltà abbiamo detto, però anche di ringraziamento per tutto quello che abbiamo ricevuto da Lui. Quindi motivo della nostra creazione, amore. Qual è il fine della nostra creazione? Per che cosa Dio ci crea? Lo dice Sant'Ignazio, per lodare il Signore. Questa sarebbe la risposta cristiana, però tante volte gli uomini hanno dato diverse risposte. Molti di fronte al perché siamo qui in questa terra danno una risposta che la possiamo definire chiusa. Perché? Perché molte persone, anche cristiani, pensano di vivere in questa terra soltanto per le cose che ci occupano in questa terra. Quindi vivo in questa terra per il mio lavoro, per la mia famiglia, per quello che devo fare, ma sempre con una visione orizzontale, piatta. Non dico che sono cose cattive, ma dico che questo non è l'ultimo motivo per il quale Dio ci ha creato. Il fine è più alto. Quante persone pensano di essere stati creati soltanto per raggiungere una felicità terrena? Basta che abbia una buona casa, basta che abbia un bel lavoro, basta che abbia salute, basta che abbia... Però attenzione che questa risposta chiusa di una felicità terrena è una risposta che discrimina tante persone. Perché allora il mondo ti dice che se tu vuoi essere felice qui, devi essere bello e ricco, devi avere fama. Ma se non siamo belli, allora tutti quelli che sono brutti rimangono fuori questa felicità. Tutti quelli che sono infelici in questa vita rimangono fuori questa felicità. Tutti quelli che non hanno salute non possono partecipare al regno della terra. E vedete che nonostante il mondo tante volte critica, no? O rinfaccia la Chiesa che opprime con i suoi comandamenti, con i suoi precetti, il mondo ci opprime di più, perché se non sei bello, ricco, non hai fama, sei un disgraziato, non conti più per il mondo, non ti guarda nessuno. E quindi quelli che sono brutti non arriveranno mai a raggiungere la felicità in questa terra. Per quelle persone che pensano di essere state create per raggiungere una felicità qui. Invece la risposta, una risposta aperta al perché il Signore ci ha creato, è quella del cristianesimo. Il Signore ti ha creato per raggiungere la felicità eterna che è Lui. E che poi la possono raggiungere tutti. Anche il brutto, anche il disgraziato, anche il povero, anche... Questa è una risposta aperta e che ci riempie anche di grande soddisfazione, nel senso che tutti possiamo raggiungere questa felicità e Dio non esclude nessuno da questa felicità, tranne quelli che si escludono da soli. È perciò che la risposta al perché siamo stati creati nel cristianesimo è una risposta che si assomiglia al segno della croce, no? Che ha le 4 punte aperte, ai quattro punti cardinali. È una risposta aperta a tutti. Tutti possono essere felici. È il simbolo del mondo, è il cerchio, no? Chiuso in se stesso. È perciò che per essere felici nel mondo semplicemente sono pochi quelli che possono partecipare a questa felicità. Per essere felice nel mondo devi accettare le condizioni che ti dà il mondo.
come abbiamo detto, fama, bellezza, ricchezza e basta. Quindi ricordare il Signore ci crea per essere felici. E per essere felici io devo riconoscere che Lui è il Creatore. Se vogliamo anche un'altra immagine della Sacra Scrittura, pensiamo semplicemente a quell'immagine di Adamo ed Eva nel paradiso prima del peccato originale. Perché erano felici? Perché avevano accettato la sua condizione di creature. Addirittura dice la Scrittura che parlavano con Dio. Quando perdono questa felicità? Quando si vogliono mettere al posto di Dio. E il demonio li tentano, sarete come dei, conoscitori della scienza del bene e del male. Questa è una tentazione forte. È una tentazione, come avevamo detto prima, alla quale l'uomo cade, l'uomo di oggi cade, vuole giocare a essere Dio. E qui iniziano i nostri grandi problemi. Quindi il padre La Palma, parlando di quello che era il principio fondamento, diceva: si chiama principio perché in lui si trovano rinchiuse tutte le conclusioni che dopo verranno specificate e dichiarate durante gli esercizi spirituali. E si chiama fondamento perché poggia su di lui tutto l'edificio spirituale della vita. Quindi vogliamo costruire un grandissimo edificio, uno deve fare delle fondamenta profonde. Vogliamo costruire una vita spirituale seria, dobbiamo creare un fondamento anche profondo. E qual è questo fondamento? L'umiltà. Humus, terra. Umiltà di che cosa? L'umiltà di mettere le cose al suo posto, di accettare che le cose vanno messe al suo posto, Dio al primo posto e io dopo. Diceva Sant'Agostino: vuoi essere un grande, comincia con l'essere piccolo. Vuoi erigere un edificio che arrivi fino al cielo? Costruisci prima le fondamenta dell'umiltà. Vuoi essere felice, possiamo dire noi? Riconosci che Dio è il tuo Padre, è il tuo Creatore. Per finire ci possiamo aiutare da questa preghiera che possiamo dire si è trovata sotto un crocifisso fiammingo e che dice un po' il riassunto di quello che è il principio e fondamento, il riassunto di quello che significa il seguirlo o no. Dice: io sono la luce e non mi guardate, io sono la strada e non mi seguite, io sono la verità e non mi credete, io sono la vita e non mi cercate, io sono il Maestro e non mi ascoltate, io sono il Signore e non mi obbedite, io sono il vostro Dio e non mi pregate, io sono il vostro migliore amico e non mi amate. Se siete infelici, non mi accusate. Quindi, se il Signore nella nostra vita è la luce, le strade, la verità, è il Maestro, il Signore, è il nostro Dio, è il nostro migliore amico, allora saremo sicuri che Lui è al primo posto e saremo sicuri che stiamo compiendo, come ce ne insegna Sant'Ignazio, il principio fondamento. Dio al primo posto, il resto è in un secondo posto. Quando noi avremo messo in ordine questa categoria dei valori, allora tutto si risolve nella nostra vita. Che Maria Santissima allora ci aiuti a mettere ordine nella nostra vita, a saper ordinare i nostri amori, che questa è la nostra prima difficoltà, amare soprattutto il Signore e al primo posto il Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.